tutti amici e amiche amanti di Sportissili. Oggi siamo pronti per commentare la 12ª giornata del campionato Girone B allievi regionali Under 17 che oggi ci presenta 11-12 dicembre 2022 la sfida tra il Palermo e il Team Calcio, due squadre che, guardando un po' la classifica per tutti gli amanti di anche queste statistiche, vediamo due squadre che dal punto di vista effettivamente della classifica di punti in sé non hanno una storia tanto differente, perché il Palermo dove sta raccontando una storia del settimo posto su 14 squadre, dall'altra parte il Team Calcio invece è in nona posizione, 2 posizioni di distanza, ma i punti che li separano sono solamente 3, insomma una vittoria il Team Calcio chiaramente potrebbe andare a prendere, ad agganciare proprio la Vis Palermo che si presenta con 22 gol fatti, 26 i gol subiti, infatti è il nono miglior attacco e l'8ª migliore difesa. Dall'altra parte invece sono 23 gol fatti, 29 gol subiti per il Team Calcio, che quindi ha segnato un gol in più ma ne ha subiti anche 3 in più. Questo potrebbe essere anche un fattore abbastanza importante del match, ma le due squadre sono adesso posizionate in campo, siete soltanto il fischio diretto di gara e 90 minuti separano dalla fine. C'è un vento impressionante, intanto lo sentite anche dal nostro audio, ma intanto inizia la partita con il lancio della difesa. Controlla il Team Calcio oggi in versione con la maglietta blu e bianca, con inserzioni bianche, maglietta invece rossa per la Vis Palermo che solitamente invece ha la maglietta blu, ma oggi maglietta rossa, un po' anche per cambiare. Chiude subito questa diagonale Mauro, la rimessa laterale per la Vis Palermo, con la testa prova a fare sponda, poi ha cercato sulla sponda di Adelfio di inserirsi Lonardi, ma la palla comunque non è arrivata alle numero 7 che aveva fatto un buon movimento, in realtà spalle ai difensori, ma comunque c'erano prontissimi a intervenire Tantillo e Lo Bosco che stanno difendendo. Messa con le mani a cercare Aloisio, il vice capitano, no, chiedo scusa, Spina, il vice capitano. Aloisio, maglia numero 7 del Team Calcio, ha cercato di smarcarsi ma senza riuscire. Si riparte nuovamente con le mani. Lontana Arena, poi calcio di punizione. C'è un vento veramente incredibile, lo potete benissimo sentire anche dai nostri microfoni, che potrebbe essere un fattore molto importante della partita, perché giocare in un campo con un vento così è veramente molto molto complicato, soprattutto per il fraseggio corto. Si potrebbe magari forse tentare qualche sventagliata offensiva, ma il vento chiaramente potrebbe anche limitare quella, talvolta invece potrebbe anche facilitarla con delle palle molto velenose, e per le difese chiaramente non può che essere qualcosa di negativo. Nel frattempo attacca il Team Calcio, prova a girarsi, viene lanciato in porta, poi ottima la fase difensiva da parte di Agnello che lotta, c'è il raddoppio, prova ad inserirsi Cernigliaro, uno scontro fisico che viene vinto al momento del difensore con la maglia numero 6 Agnello del Vis Palermo, guadagna anche la rimessa laterale, qui si batte con le mani, tutta a cercare Adelfio, viene anticipato, poi palla che arriva lì con Lonardi che la lascia al proprio compagno. Si tratta di Ignoffo che scarica su Agnello, Macaluso di prima molto bene, qui uscire palla al piede Arena, poi Mauro si complica un po' la vita, Aloisio salta anche Patrizio, grande qui la giocata da parte del ragazzo con la maglia numero 3, ha fatto una bellissima giocata su due giocatori come Patrizio e Aloisio, prima ha saltato Aloisio, poi il dribbling per saltare anche Patrizio. Si riparte con le mani, vediamo Zappavigna, accanto a lui Marchese, vediamo chi dei due andrà a battere, la palla viene lasciata libero a Mauro che andrà con le mani, si cerca la solita sponda di Adelfio, lontana Patrizio, poi si filcola la palla qui malamente Ferrera. Ottima qui la giocata da parte del giocatore con la maglia numero 8, poi la 8 a centrocampo grande, qui la giocata da parte del giocatore con la maglia numero 10 Livigno, una buonissima giocata in mezzo a 3 avversari, poi questo fosse un po' troppo, si riparte invece dal passo per il Team Calcio con le tanti che spaglia il passaggio a Arena, ottimo qui nella fase di break,
Vi chiediamo scusa, un piccolissimo problema tecnico non ci ha permesso di riprendere gli ultimi 30 secondi della partita. Non è successo nulla, sono stato sconti a centrocampo. Adesso abbiamo risolto il piccolo problema che chiaramente col vento non si può mai prevedere. Abbiamo fortunatamente risolto all'istante. È stata una scivolata qui sul pallone, molto dura, comunque ben fatta. Da parte di Zappavigna, che fa un ottimo lavoro, sta giocando come mezzala. C'è un giocatore a terra, ci auguriamo chiaramente non sia nulla di grave. Intanto mi correggo perché con la maglia numero 4 Salvatore Marsala non è erroneamente Riccardo Arena, che ci parte dalla panchina. C'è stato questo cambio probabilmente dell'ultimo minuto con Marsala che parte dal primo. Un giocatore a terra, adesso non c'è niente di chi si tratta. Girarsi, si torna dietro da Tantillo che la controlla, poi allarga il gioco, prova a sgusciare via il match tra Cermigliano e poi la chiusura ottima da parte di Ignoff, la maglia numero 2. Si va con le mani, ad anticipare sconto da numeri 4 con Marsala che qui si stava per calciare sopra il suo avversario. Si tratta di Angelo Spina. Si riparte con le mani da Mazzola che scarica su Macaluso. Mauro la controlla, poi cerca il tocco sul compagno, su Marchese, che però non riesce a controllare, una palla comunque complicata. Si riparte con le mani alla lunga, Macaluso con la testa, aspetta prima di tutti, poi Livigni cerca Adelfio, alza la palla a campanile, poi poca l'intervento, può ripartire la Vis Palermo con Leonardi, attacca la porta, Leonardi guarda, poi calcia benissimo Leonardi, sblocca il risultato 1-0 e poi l'esultanza, la danza del piccione come Richarlison, come tutto il Brasile quasi. I colori non sono per nulla quelli, ma il gol è veramente molto molto bello da segnalare. La grande sventagliata da parte di Adelfio, che forse ha fatto un pochettino come l'esultanza, facciamo ancora rivedere. E l'abbraccio con tutti i compagni, molto bello. Leonardi ha fatto un gran gol, era molto largo in realtà, poi col sinistro è riuscito comunque a metterla lì dove il portiere Cottone non sarebbe mai potuto arrivare, e la sblocca 1-0 dopo soltanto 7 minuti e 50 secondi. Insomma, un inizio da urlo per la Vis Palermo, non ottimale in realtà per il team calcio, che comunque sotto in classifica, 2 posizioni di distanza, 3 punti li separano proprio dalla Vis Palermo, ma vorrà sicuramente fare battaglia perché non può mollare adesso. Chiaramente tantissimi minuti, 82 minuti di gioco ancora mancano, insomma c'è una partita intera, ma chiaramente per la Vis Palermo si mette benissimo. Questo gol può significare veramente tantissimo. Living contro 2 avversari, si complica un po' la vita, poi infatti sbaglia Tantillo, è stato lui a bucare l'intervento di prima. Leonardi, Livigni, grande giocata anche su l'altro numero 10 Patrizio, che un po' di scivolata a fermarlo, ma non ci è riuscito. È stato abilissimo con la palla, ha spostato praticamente a tutti. Adelfio riconquista la palla dopo il rattoppo del compagno, poi calcia verso la porta, deviazione da parte di Lopposo. Calcio d'angolo, va Livigni a battere. Adesso potrebbe essere importante, saltano un po' tutti al centro, poi rimangono in realtà Ignoffo, Leonardi, forse per sfruttare la velocità del contropiede, qualora chiaramente lo concedessero. Poi lontana con la testa, prova a girarsi, poi viene rubata la palla, intervento, poi viene allontanata la sfera. Si cerca la profondità, non si ottiene però.
molto complicato, non si può vedere tantissimo da lì, ha pensato maggiormente Tantillo, anzi Spina, era tutta di Spina, di allontanare la palla, poi si riparte con le mani, Tantillo viene invitato dal direttore di gara ad indietreggiare un po' con le mani, Spina era molto bene, che c'è che compagna al centro, poi lotta e smuscia nuovamente Aloisio, si appoggia, palla di ritorno, Aloisio calcia verso la porta, non la trova, ma il primo tiro del team calcio arriva dopo 10 minuti, non è stato un buon tiro, ma comunque si sono fatti vedere. Mauro lotta, prova ad alzare la palla qui, un dribbling complicato, poi casca giù l'avversario, ma si continua, poi Zappavigna dice qualcosa all'avversario, probabilmente di rialzarsi. C'è l'incitazione da parte invece del tecnico della Vis Palermo, che sa che comunque il risultato è vero, si è sbloccato 1-0, almeno sorride proprio i ragazzi, ma che comunque non può farli stare tranquilli, perché chiaramente la partita è molto molto lunga. Leonardi alza la palla, questa è una palla molto interessante per Adelfio che non ci ha creduto, poi Marino, ottima la giocata, si appoggia sul compagno, la controlla, palla in profondità, chiude benissimo, palla ancora alza sul campanile, impressionante, che sta veramente dando tanto fastidio sia a noi chiaramente c'è una diretta, ma anche non permette di poter controllare i palloni caldi come questi. È stata tentata nuovamente una palla lunga, perché proprio da quella infatti è arrivato il gol della Vis Palermo con Adelfio che aveva tentato questa palla alta quasi senza pretese, poi in realtà Leonardi ha sfruttato benissimo il buco del suo avversario che chiaramente ha contribuito al gol, anche il vento sicuramente. Palla alta a cercare ancora Adelfio, poi esce Cottone, sull'occhio un po' alto, poi la tocca, dicono qualcosa i due sull'ottimo lancio da parte di Agnello. Credo che a questo punto già i lanci sono stati diversi nei 12 minuti, immagino infatti che possono essere sempre tanti per cercare la torre Adelfio, comunque è un ragazzo molto alto. Sbaglia il tocco, Marsala la riconquista, poi danza sulla palla, poi il dribbling da parte di Livigni che attacca la porta, può calciare, vediamo Livigni calcia, la respinta del portiere, poi Leonardi si chiede il fuorigioco e infatti viene ottenuto. Una grande giocata qui della Vis Palermo con il primo dribbling da parte di Zappavigni in mezzo a due avversari, poi scaricato su Livigni che ha contribuito e ha fatto chiaramente il resto con una bellissima giocata, con stile, con dribbling, ha calciato verso la porta. È stato bravissimo qui Cottone, un tiro non irresistibile ma che comunque è stato comunque inizio in porta. Mette una pezza intanto Marsala, si riparte con le mani, si riparte da Tantillo, c'è dietro lo Bosco, vediamo se lo serve. Poi ancora una volta Marsala non bada allo stile, mette palla fuori, intreccia anche Leonardi che è partito comunque giocando un buon calcio, ha fatto vedere una buona tecnica. Il suo infatti il gol dell'1-0 che al momento sblocca la partita, poi lotta ancora Marsala contro Ferrer, scusa, Tantillo con le mani, cerca ancora le torri, allontana con la testa, Ferrera la controlla, poi Magaluso esce, la tocca, adesso allontana lui, poi ha provato Patrizio, è stato staccato da un suo compagno che infatti chiede scusa, poi Leonardi si autolancia da solo ma questa volta non riesce nella sua giocata, ma è partito benissimo Leonardi, il suo, ricordiamo il gol dell'1-0, una grande giocata, sta facendo vedere di essere più che una spinale ferro, però si sta toccando il bicipite femorale, nulla di grave, veramente un giocatore come lui molto importante per la sua squadra. Marsala, uno di migliori, Zappavigna, la controlla, lotta a centrocampo, la mezzala, poi sbaglia contro Patrizio che alza questa palla, poi Mazzoni
palloni più velenosi, i palloni più difficili da controllare, perché era un lancio di Patrizio, forse senza pretese, ma poi in realtà la palla si è fermata quasi di botto. E già Mazzola era comunque uscito. L'aiuto di Mauro è stato comunque provvidenziale, perché ha gettato la palla fuori, rimessa laterale, non ha creato infatti problemi alla difesa di casa della Vis Palermo, ma avrebbe potuto crearli con questo pallone rimasto lì. C'era infatti con la maglia numero 4 pronto a dare un po' fastidio, c'era Spina infatti pronto quasi a ribattere in porta, ma Mauro è riuscito comunque ad allontanare la palla. Macanuso intanto, Zappavigna, Macanuso con l'interno trova Mauro e viene chiamato Marchese, grande qui la giocata, poi Adelphi, la scivolata 2 volte, perfetta, si riparte, palla in profondità, la tocca poi Agnello, Spina cerca i compagni, non li trova, poi Mauro mette una pezza qui, poi lotta Agnello, mismatch vinto dal numero 6 contro Cernigliaro, differenza di altezza abbastanza vistosa, centrali in difesa Agnello. Ammazzola lungo, rimessa dal fondo, cercare Adelfio, non la trova lui, poi il dribbling ancora una volta Adelfio con un grande contrasto contro Ferrera, vince il mismatch tra numeri 9, poi palla profonda e la blocca senza alcun problema Cottone nel suo panchino in lungo. Marsala la controlla, tutti i suoi, questi palloni al centrocampo, ne ha già recuperati diversi nei primi 16 minuti di gioco, poi Patrizio si appoggia dietro da Marino, la controlla ancora Marino col sinistro, per rischio poi Ferrera, Patrizio esce benissimo, il tocco sul compagno, viene passato da Zappaviglia, palla poi profonda, sta Agnello, la insegue Team Calcio, che ricordiamo che questo passaggio è utilizzato in questo istante, risultato di 1-0, come potete benissimo leggere nel nostro tabellino. Il gol è stato di Leonardi su una palla interessante di Adelfio, con sinistro uscito a trovare la porta, col portiere leggermente fuori dai pali, vola la conclusione, direzione e può ripartire la Vis. Ottima qui la giocata, l'incursione solitaria, poi Leonardi viene invitato lui, vuole dribblare, vuole saltare tutti, poi lascia la palla con l'esterno, tentata da parte di Gnoffo senza però trovare nessun compagno, perché erano tutti più indietro, erano Leonardo, Nardi e Gnoffo, quindi più avanti, lo stesso numero 2 Gnoffo. Solita sventagliata, poi Ferrera, tanti l'ho provato e lancio ancora una volta, secondo tantissimo questi lanci, sanno che palloni così forse verso il centro potrebbero dare non pochi problemi ai portieri, perché comunque il pallone si può anche fermare così in un tratto, quindi crea l'occasione da rete quasi dal nulla. Tantillo con la testa, lotta, poi Ferrera, la scivolata di Gnoffo molto precisa, allontana la palla, rimane comunque in campo, si rigira Ferrera, ha fatto un grande lavoro quasi da pivot, poi il lancio per Spina, la controlla, guarda la porta, vuole calciare sul primo e fa benissimo a calciare, mette le mani, invece no, non mette le mani in realtà, perché guarda, non è stata deviata in realtà dal portiere, però tu stai chiaramente il punto di gara è molto più vicino di me, i giudizi più importanti. Ottima azione del team calcio, che ha fatto vedere una buona giocata con la conclusione di Spina. Agnello, palla a campanile ancora una volta con Tantillo, che però è solo, può controllare qui, c'è una timida pressione di Leonardi, Patrizio la controlla, poi cespica Ferrera, Tantillo smorza la palla, poi viene toccata anche da Leonardo, poi casca giù da solo, si gioca quasi da terra Cernigliaro. Con la testa la tocca Cernigliaro, poi viene autolanciato Spina, la pressione di Agnello, poi Mazzola e adesso palla ancora Vis.
Zappavigna viene fermato, poi Adelfio prova a girarsi, questa volta viene fermato il numero 9 Ferrera. Diceva la vede molto bene la sterzata, prova a cercare il compagno, Patrizio vede l'inserimento da parte del compagno e poi l'uscita bassa di Mazzola, ma questa non è una grande palla che solamente chi ha la maglia numero 10 probabilmente può vedere, è molto intelligente, poi Mazzola è bravissimo, è uscito in anticipo, ha letto prima la giocata, si è infatti disteso. In avanti, palla alta, Zappavigna lascia ad Adelfio, Marsala, ottima qui la palla verso Leonardo che poi si appoggia male però, poi in buca l'intervento Agnello, Spina può attaccare la porta, cerca il dribbling ma da Ignoffo non si passa, anzi da Marsala non si passa. Oggi praticamente impeccabile la partita numero 4 che sta facendo vedere un ottimo stato di forma, eccezionale per lui, ha fermato praticamente tutti, lui sta giocando come vertice basso, controlla la palla, poi riconquista, insomma una partita al momento perfetta insieme a Leonardi, solamente tra i migliori. Tantillo controlla Spina, questa palla a Marchese, una Marsala e Vegni, il triple che è solito, poi trova anche Leonardi che però non arriva, e questa palla probabilmente è stata allungata dal vento perché sembrava con i tempi giusti da parte dei Livighi, ma però il vento probabilmente ha allungato questa direzione della palla mettendo nella profondità, infatti è stata poi impossibile da prendere per Leonardi, ma comunque la giocata di Livighi sempre molto elegante, poi Marsala riconquista l'ennesimo gol della partita, poi si complica un po' la vita, si appoggia, Zappavigna, il controllo viene fermato però dal raddoppio del team calcio che adesso andranno a battere questa rimessa con le mani, colpo di testa, Patrizio, Marino, controllo, Leonardo, bocca Ignoffo, spazio, poi la tocca, riesce a rimanere forse anche in campo, non per il direttore di gara, questo poi Ignoffo ha fatto una buona giocata, aveva toccata quel poco che bastava per mettere fuori tempo Tantillo, aveva anche saltato, ma la palla è comunque terminata fuori, adesso il direttore di gara dice al giocatore in maglia 2 del team calcio Tantillo di tornare dietro perché ha venuto qualche metro di troppo. Marsala cambia il gioco, male però per Marsala, forse il primo errore dopo 22 minuti che gli si possa anche perdonare chiaramente. Mauro con la testa la controlla, poi lascia a Stas, ma con le mani, colpo di testa, nuovamente rimessa laterale, adesso piccola fase di studio durante il match, ho visto dei ritmi più alti nei primi minuti, adesso forse complice anche un po' la stanchezza, entrambe le squadre sono già giocate 20 minuti. Tantillo, pressione alta, Ferrera, poi ancora una volta Marsala, che partita, poi il dribbling in scivolata dice di no con la casacca numero 9 Ferrera. Ignoffo, Agnello, sventagliata con la testa Adelfio, poi sbuca Marchese, poi viene anticipato Patrizio, vuole lanciare Aloisio che può partire allo spazio per l'inseguito da Zappavigna, scivolata, che intervento del numero 8, intervento alla Nicolò Barella da parte di Zappavigna, poi lotta ancora una volta, alla peggio si dispera Aloisio ma gioca benissimo la vista, poi Leonardi vede l'inserimento da parte di Adelfio, ma mette tutti d'accordo qui Cottone che blocca con le mani in uscita. Marino, lancio lungo con la testa qui, Agnello molto preciso, Ignoffo rilancia, Adelfio lotta con la testa, due volte Del Bosco, Marchese allo spazio del dribbling che
grande giocata, ancora con la suola, ha provato quasi se giocasse a calcio a 5, futsal per lui. Poi Agnello con le mani, col mestiere anzi vorrei dire. Zappavigna lascia la palla a Mauro che si sovrappone, ottimo qui, si autolancia sulla fascia destra, Mauro può prendere, Mareno in scivolata, anche lui stiamo vedendo un agonismo abbastanza importante in campo con diverse scivolate, i giocatori non vogliono mollare, sanno che questa partita della domenica mattina di campionato, Under 17 ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato adesso, tra Vis Palermo e Team Calcio, veramente importante per le sorti della classifica, ricordiamo il Team Calcio potrebbe agganciare proprio il Vis Palermo a quota 14 punti. Intanto Marchese calcia, deviazione, questa palla era rivolta in porta, poi lontana la difesa ospite. Quindi la classifica la difesa, poi allontana. Livigni calcia e la blocca. Cottone, stiamo parlando quindi della classifica. Il Team Calcio potrebbe essere un'importante vittoria perché per raggiungere proprio la Vis Palermo. Per la Vis Palermo invece una vittoria significherebbe allontanarsi intanto dal Team Calcio 6 punti. Intanto che poi sta giocare Adelphi e chiude ancora a Marino. Non riusciamo a parlare praticamente della classifica perché ogni volta c'è sempre un'azione. Questo complice anche di una partita molto bella, entusiasmante da due squadre che stanno comunque giocando un grande calcio. Quindi ritornando nuovamente alla classifica potrebbe essere importante non solo per allontanarsi dal Team Calcio di 6 punti, ma anche per iniziare a pensare a qualcosa in più del settimo posto, potrebbe anche stare un po' stretto a una squadra come la Vis Palermo, costruita con una tradizione comunque molto importante. Intanto riconquista palla Zappavigna, si appoggia a Marsala, un scambio di due, anche Marchese qui fa una buonissima dribbling, poi trova al centro e poi forse il palo, l'esterno della rete l'ha toccata, non si è capito molto bene in realtà, si è mossa la rete sicuramente, Marchese stava per fare un gol impressionante. Poi esce Del Bosco, si complica la vita, Ignoffo può crossare, le finte, vuole il destro, adesso il sinistro, prova a crossare, deviazione, Livigni cerca i compagni al centro, poi allontana Stassi, Zappavigna allo spazio, poi calcia col mancino, palla che termina fuori, soltanto esterno nella rete, ma cosa aveva fatto Marchese? È veramente forse chiaro a pochissimi, ha provato un destro da fuori, cioè, ha toccato ovviamente l'esterno della rete, ma palla in realtà non è uscita, quindi forse l'ha toccata Cottone. Adesso blocca la palla, il Fenta ha fatto prendere una traiettoria velenosissima che stava per mettere in difficoltà il portiere. Infatti i ragazzi oggi sanno che anche da fuori si può sbloccare questo match. Il vantaggio si è sbloccato per 1-0 infatti il risultato, ma si può sbloccare ulteriormente perché tanto qui il rimpallo che favorisce Cernigliaro, che attacca la porta, Cernigliaro ancora, Cernigliaro la sterzata, Cernigliaro salta tutti, Cernigliaro e la parata del portiere, il miracolo di Mazzola, cosa ha parato, cosa si è divorato anche Cernigliaro che ha fatto un dribbling di troppo ma che comunque gli era riuscito, poi da quella distanza ravvicinata ha chiamato in casa il portierone della Vis Palermo, Mazzola, che ha fatto un miracolo assoluto, è andato giù con i tempi giusti, col piede, l'ha levata lì dalla porta. Questa era l'azione per trovare il gol, c'è stato un rimpallo con Spina che è riuscito pressando sempre molto bene a dare fastidio alla coppia di centrali Agnello e Macalusso, che fino a questo momento in realtà è stata impeccabile. E adesso però hanno rischiato tantissimo questo pallone. Macalusso poca ancora l'intervento, in questo momento non favorevole il capitano, Spina attacca la porta, Spina vuole forse rifarsi dopo l'errore del compagno, voleva lui tentare la soluzione ma Marsala lo ferma, sconto numero 4, Macalusso, Marchese prova a girare, palla viene comunque Marino, ma gioca fermo. C'è Zappavigna a terra, anche lui uno dei migliori. Intervento scivolata in presenza per recuperare la palla. Un tiro col mancino strozzato. Ha dato parecchio fastidio. Adesso la palla viene restituita addirittura in gara per ridarla probabilmente dal Team Calcio del Vis Palermo che gioca sotto interrotto. Vediamo.
fluidità di gioco che sta scoccando proprio in questo istante. Patrizio lotta contro Livigni, lo scontro tra maglie numero 10, insomma due numeri, anzi un numero molto importante nel mondo del calcio. La controllano e il dribbling, poi allontana anche Macaluso, adesso cerca di riprendersi il capitano, palla lunga, l'aggancio, poi cerca la conclusione Cernigliaro, ma chiude benissimo Ignoffo. Qui probabilmente ha salvato un po' il numero 2, perché da quella distanza Mazzola è vero che in precedenza l'ha parata, ma questa volta sembra un po' più complicata, la palla stava anche rimbalzando, quindi probabilmente una maggiore forza, poi riesce a sgusciare, poi calcia e ancora Mazzola, che parata, ma che partita sta facendo il portiere della Vis Palermo, che ha salvato i suoi con due parate impressionanti. Poi anche Ignoffo ci ha messo la sua poco fa con una diagonale perfetta, davvero terzino quella di Ignoffo. E qui però il Team Calcio ha avuto già 3 occasioni da gol e chissà che non arrivino altre. Difesa tutt'altro che impermeabile della Vis Palermo, che però si sta salvando grazie alla prestazione del portiere, ma anche della difesa. Ignoffo che sta toccando con costanza a sinistra, ma sta dando anche copertura. Cernigliano, ancora Ignoffo, l'intervento di Livigni, c'è Leonardi che può partire verso la porta, lascia passare il pallone, Leonardi vuole rientrare, poi getta la palla fuori. Non so, si sa per quale motivo, c'è Ignoffo a terra in realtà, su una punta. Speriamo chiaramente nulla di grave, sta giocando molto bene Terzino, Leonardi ha deciso di mettere la palla fuori, giusto chiaramente di sportività, di fair play, di abbraccio tra Agnello e Ignoffo, anche Macaluso, il capitano, a sincerarsi delle condizioni del proprio compagno. Intanto restituisce la palla sportivamente Tantillo. Marsala per Mauro, la mette un po' in difficoltà, poi riesce comunque a controllarla. Adelfio, Marino chiude, poi allunga la palla, Marsala, sono tutti su questi palloni, quasi una calamita nei piedi del numero 4 che adesso si allunga un po' la palla, poi torna dietro saggiamente da Agnello, lancio in avanti a cercarli il sento di Leonardi, che solitamente questi palloni li insegue fino all'ultimo. Adesso è un pizzico fermato, ha visto forse il portiere uscire, ha capito che non ci sarebbe mai potuto arrivare. Patrizio, Tantillo, Aloisio che ha capito fascia adesso. Marsala ancora una volta, grande giocata, Livigni, Marsala ancora una volta, giocano benissimo i ragazzi della Vis Palermo, poi Marsala si appoggia dietro saggiamente da Macaluso, ha capito che forse verticalizzare non sarebbe stata una buona idea, difatti ha preferito appoggiarsi. Poi Zappavegna, grande lavoro qui, ha fatto una buonissima giocata in realtà, rientrando sul sinistro dopo il primo dribbling, poi ha cambiato la parte di gioco, ha sbagliato, ma l'idea che era ottima. Poi Livigni mette una pezza, una buonissima partita anche per il numero 10 che ha fatto vedere buone incursioni con il suo piede. Agnello, Livigni la controlla col petto, si gira, poi casca giù, può ripartire il Team Calcio, le finte di spina, ancora Marsala, che partita di Marsala, recupera l'ennesimo pallone, quel ruolo da vertice basso si addice perfettamente perché sta recuperando tantissimi palloni, pulisce anche i palloni con le giocate, appoggiandosi spesso a Zappavigna, ma anche i difensori, anche quelli che sono complici di una grande intelligenza, perché a volte non occorre sempre verticalizzare, occorre anche giocare un po' la palla dietro, cercare di addormentare il gioco. Ricordiamo il risultato di 1-0 perché si fosse sintonizzato in questi istanti, quindi non c'è la fretta di dover costruire per forza, quindi un giocatore molto intelligente. Ignoffo, Adelfio sbaglia quel tocco, Ignoffo sta giocando molto offensivo sulla fascia sinistra, dall'altra parte invece la sua controparte. Qui intanto Adelfio riconquista la palla dopo un rimpallo, Adelfio calcio! E il gol di Adelfio da numero 9, non sbaglia sotto porta, e questa è un po' la fotografia della partita, perché la Vis Palermo non ha creato in realtà tantissime occasioni, ne ha create sicuramente di più il Team Calcio, ma dal punto di vista del cinismo è da sottolineare la freddezza della squadra in maglia rossa, la squadra dentro casa che fa 2-0. Questa è una notizia sicuramente importante, un'informazione importante, perché sono stati fondamentalmente 2 tiri realmente dalle parti del portiere, che anche questa volta non avrebbe potuto veramente nulla, l'ha messa lì a fil di palo dove non sarebbe mai potuto arrivare il portiere. Adelfio fa 2-0, minuto 35 di gioco, adesso si mette veramente in salita
impressionanti. Lonardi chiede il fallo, non lo accontenta dietro di gara, poi Patrizio cambia tutto. Mauro, stavo parlando invece in precedenza anche qui di essere anticipato da Adelfio, che ha fatto poi il gol del 2-0. Come sulla sinistra in realtà Ignoffo attacchi molto, dall'altra parte Mauro invece è un po' più conservativo, non attacca tantissimo, terzino quasi marcatore per poter citare insomma i ruoli tattici degli anni 80. Marsala che sbaglia, infatti tanta fase di copertura per Mauro, anche perché comunque in realtà il team calcio attacca, infatti quasi non è chiaramente una coincidenza, attacca maggiormente sulla fascia sinistra, perché Ignoffo attacca tanto, lascia anche un po', però comunque fa anche delle ottime diagonali, perché su una palla molto interessante di Spina su Cernigliaro è stato proprio Ignoffo a chiudere con una diagonale precisa e scivolare, insomma una gara totale per il terzino. Qui viene sfidato da Cernigliaro, vuole portare lontano Cernigliaro, raddoppio da parte di chi se non Marsala, che mette nuovamente la palla fuori. Sarà dunque calcio d'angolo, salgono un po' tutti, poi rimangono dietro Tantillo e Del Bosco, invece rimane avanti Marchese. Palla dentro, la tocca poi Marchese, l'appoggio poi Lonardi di prima, poi scivolata Del Bosco, Tantillo anche lui scivolato, anzi che io so poco fa era Spina con la 4. Si riparte con le mani sempre Ignoffo, c'è vicino a lui Marsala, ma lui va dal seto Adelfio, poi calcio di punizione, una spinta da parte di Marchese. Minuto 37 di gioco, per chi si fosse sintonizzato adesso, 2-0 il risultato. Lonardi e Adelfio i marcatori di questa partita, che era molto equilibrata. Abbiamo visto il team calcio avere veramente delle azioni importantissime, con un super Pazzola a rispondere. La gara è ancora molto lunga, il vento chiaramente sta limitando anche le belle giocate, il fraseggio palla al piede. In realtà abbiamo visto qualche bella giocata, soprattutto da parte di Livigni, con quasi come se non ci fosse il vento. Il suo pallone è stato chiaramente accelerato proprio dalle condizioni, ripeto, non ottimali e difficili giocare in questo tempo. I ragazzi della pista lo stanno facendo, ma anche i ragazzi del team calcio. Livigni, poi la conclusione in avanti, e questi sono i palloni che possono veramente mettere in difficoltà, perché con un vento del genere anche i migliori portieri potrebbero trovare delle difficoltà, perché di direzione della palla così repentino potrebbe fare veramente tanto male. Tanto palla a centrocampo, Marsala fronteggia, viene saltato questa volta da Ferrera, buona con la giocata, ma ancora il ritorno di Marsala, che è partita, ma poi viene fermato nuovamente, poi scivolata, prova l'intervento, l'inserimento parte di Agnello, poi la palla rimane lì, Patrizio non riesce a calciare con sicurezza perché viene infastidito dall'ottima muraglia difensiva della Vis Palermo. Una volta Lonardi qui si tocca cipite femorale. Speriamo nulla di grave, veramente. Lancio in avanti, Marsala sbaglia l'aggancio, consecutivi, tutta a lui. Entra Tantillo, palla alta, esce Stassi, Marchese per Adelfio che guarda la porta, poi vede l'inserimento palla illuminante per Livigni che aggancia Livigni, e ancora lui, sono 3 reti a 0, ma che palla ha dato Adelfio, una palla praticamente da numero 10, invece lui ha la maglia numero 9, e poi il gol di Livigni che è un numero 10 da numero 9, insomma credo che forse si siano scambiati le maglie per questa azione, ma palla eccezionale da parte di Adelfio che ha visto l'inserimento perfetto. Poi la squadra sta festeggiando, probabilmente fanno anche infatti un'esultanza, probabilmente Macaluso ha detto al suo compagno Livigni di fare un'esultanza particolare, forse il numero 10 non era completamente d'accordo, ha fatto un'esultanza invece molto più tranquilla, ma comunque il risultato di 3-0 e adesso dominio visto. Negli ultimi minuti in realtà ha aumentato il suo attacco, l'ha fatto vedere,
E adesso il team calcio però può recriminare due occasioni sbagliate molto importanti con Cernigliaro e Spina. Adesso la Vis ha preso il largo 3-0. Tutto 40 di gioco, adesso sta veramente dando tanto fastidio. Con le un'assist, insomma, partita da ricordare. Anticipo di Mauro che tiene anche la palla in campo, poi lontano. Agnello mette una pezza. Centrocampo Marsalame anticipato per calcio di punizione, fallo del numero 4 su Ferrero di ritardo, effettivamente sarà calcio di punizione, viene battuto velocemente da Spina, poi Stassi cerca la porta, ma il gioco comunque era fermo, il diritto di gara fa ribattere. Sistema la palla intanto con la 4 Spina, che probabilmente vorrà cercare la porta, ma vediamo. Mazzola sistema la barriera, anche il tecnico chiama Livigni ad inserirsi in barriera. Poi c'è un problema col pallone perché questo vento non consente la palla di rimanere ferma. Questo è un problema. Va Spina, la conclusione e deviazione, e poi Mazzola la blocca. Questa è la parata più semplice di tutte per Mazzola, che ne ha fatte due molto importanti. Va lungo Mazzola, cerca i compagni, poi il colpo di testa ottimo. Parte di partenza, però non trova compagni. Zappavigna, torna dietro, Mauro allontana, scatta in profondità ancora Adelfio, che proprio su una pressione molto alta ha trovato il gol del 2-0. Cernigliaro si gira benissimo, sguscia contro Ignofo, poi tocca con l'esterno, serve Aloisio che cerca i compagni al centro, poca Agnello, poi Macaluso mette anche lui una pezza. Provvidenziale qui il capitano, maglia numero 5, Flavio Macaluso. Poi rilancia di Patrizio, questa è una palla bruttissima. Chiaramente dal punto di vista del team calcio è una palla molto intelligente, perché stava per mettere in difficoltà infatti il portiere Mazzola. Poi la giocata di Cernigliaro che sguscia al via, si ferma Patrizio, le finte, si appoggia con l'esterno, vede l'inserimento di Aloisio, adesso Cernigliaro cerca di compagni al centro, li cerca adesso, palla che rimane lì, poi allontana, poi l'allunga addirittura la difesa. Stassi si appoggia, Patrizio, le finte, può calciare, viene murato da Leonardi, poi Adelfio mette tutti d'accordo e parte con le lunghe leve. Adelfio viene chiuso da Marino, poi Zappavigna ancora Adelfio che questa volta buca il controllo, ma quando parte Adelfio è veramente difficile da tenere, con le sue lunghe leve riesce a guadagnare diversi metri. Leonardo, Marsala con l'esterno, sbaglia il tocco, viene anticipato Zappavigna, può ripartire il team calcio che ci crede, non molla, Spina, palla a profondità, poi la tocca Macaluso e allontana Mazzola. Questa è una palla molto intelligente in realtà. Poi Zappavigna, grande controllo, palla di ritorno, ancora Zappavigna, chiude Marino. Questa sfida tra numeri 8 con la chiusura del capitano del team calcio, Marino. Adelfio col tacco prova a girarsi, sfonda tutti, poi palla che viene allontanata per Livigni. Giocherà comunque fermo, è venuto 44 di gioco, 37 secondi, insomma manca veramente pochissimo, si è perso molto tempo. Presumibilmente ci sarà forse un minuto di recupero, addirittura nemmeno uno.
la testa Agnello. Poi Patrizio alza la palla, poca Mauro ancora 2 volte. Mauro questa volta fa un ottimo intervento e poi cerca i compagni. Zappa Vigna, la controlla, c'è Marchese che chiede palla, non la riceve, poi esce Del Bosco. Tantillo sbaglia, tocca ancora Ignoffo. Partita come per Marsala perfetta, tante belle giocate per me. Questa volta però sbaglia il tocco perché ha cercato Leonardi ma non l'ha trovato. La palla comunque complicata. Parti con le mani da Tantillo contro la compagnia centrale. Marino vede i compagni inserirsi, ma Lignaro, la palla era comunque terminata fuori. Infatti mima le mani, ma va bene così per il primo tempo. Dopo 46 minuti termina la prima frazione di gioco, sono di 3-0, partita molto entusiasmante. Sono tre bei gol, anche le parate di Manzoni sono state, ricordiamo, provvidenziali. Adesso si va all'intervallo, quindi noi vi lasciamo, poi potete comunque seguirci perché ritorneremo dopo 15 minuti per il secondo tempo. Siamo tornati in live per commentare il secondo tempo di questa bellissima partita tra Luis Palermo e Team Calcio. 3-0 adesso in questo istante è benissimo sentire nei nostri microfoni e poi addirittura del campo. Vediamo i darvi la conferma. Dal campo Tantillo con la maglia numero 12, Ciardi con la 16, partita non ottima, fastidi dati alla difesa avversaria, molto fisica, non è facile da contrastare. Con la maglia numero 14 Favarò che si posiziona esattamente sotto i nostri schermi, lo vedete da vicino. Tanto il vento continua a non essere incessante, c'è stato un attimo. Inizia il secondo tempo della sfida con la pressione di Adelfo subito molto alta. Patrizio si gira Ferrera, poi recupera palla Arena che adesso è in campo, quindi un cambio anche per la Vis. Poi Adelfio la tiene lì, poi calcia, però c'era Marchese pronto, tanto il gol è arrivato comunque ancora per Adelfio, ma c'era Marchese che stava salendo e che probabilmente non sarebbe stato in posizione di free gioco. Leonardi è grande, qui la giocata ancora tecnica del numero 7, cerca Marsala, prova a scambiare, Marsala ancora in mezzo a 2-3, Marsala si complica un po' la vita, poi Marina allontana, Patrizio ottima tecnica. Poi a Luisa ha cercato l'inserimento dei compagni, c'era stato con la maglia numero 11 Barbuscia, quindi si posiziona lì davanti. Ha cambiato in realtà il tandem offensivo, il trio offensivo, scusa, con Cordaro, Favarò e proprio Barbuscia lì davanti, ma ha capito anche qualcosa in difesa perché non c'è più Tantillo in realtà. Poi la conclusione improvvisa col mancino, ci ha trovato come Barbuscia, quindi è uscito fuori anche Tantillo, che sono stati 4 i cambi del Team Calcio, ma adesso cerchiamo di capire per chi. In realtà c'è stato forse un cambio a centrocampo, o meglio
uscito con la controspina, dovrebbe essere, perché non lo vediamo in campo. La controlla, Cordaro, si appoggia, Patrizio viene chiusa da 2 maglie, poi ha provato a passare Ferrera che cerca l'inserimento da parte di Cernigliaro, uscito su spina, uscito con il numero 4, quindi con Marino che invece si è posizionato al centro della difesa, l'abbiamo visto invece più largo a sinistra e agire con quella posizione nel primo tempo, ma adesso ha preso proprio il posto di centrale. Un Tantillo che invece conclusione con Maggino di Barbuscia che nuovamente calcia, già 2 tiri verso lo specchio della porta dopo 2 minuti e 30, insomma il numero 11 sicuramente non ha paura di calciare, l'abbiamo visto. Ma Caluso, rilancio in avanti per Zappavigna, ottimo l'anticipo quello da parte di Patrizio, Antonio, palla alta qui, allontana Mazzola, questa palla velenosa l'avevamo effettivamente detto, questi palloni sono i peggiori perché potrebbero dal nulla prendere velocità e poi causare anche qualche problema ai portieri, anche un portiere come Mazzola che comunque ha fatto delle grandi parate, si è trovato in difficoltà, mettendo comunque in calcio d'angolo, quindi battuto palla al centro, palla destra lontana, poi rimane ancora lì, poi calcia con potenza, si trattava di Cordaro che sta giocando al centro della Macaluso, Mauro prova a girarsi, pressione di Favaro che conquista palla molto bene Aloisio, poi Macaluso sporta sulla compagna, sarà rimessa laterale comunque da zona offensiva, quindi attenta Luis Palermo che comunque sono i 3 gol, ricordiamo, del Bosco, sbaglia tutto. Adelfio si autolancia 2 volte, poi il contrasto, la palla comunque termina fuori, ci ha provato, ha dovuto lanciarsi ancora una volta Adelfio. Cordaro lotta contro Arena, Arena qui argina tutto, fa un grande lavoro Zappavigna, poi il rilancio di Marchese proprio per Adelfio che però non ha seguito il compagno. A tempo Arena, diciamo, posso dire chi è entrato. È entrato al posto di Livigni, manca infatti il numero 10 della squadra che fa in maglietta rossa. Un cambio comunque interessante, perché comunque Livigni sta giocando una grande gara, in realtà anche il gol del 3-0 sull'invenzione totale da parte di Adelphi, che ha visto un pallone pochi avrebbero messo, e è stato bravissimo sotto porta, molto freddo, a battere il portiere con quel piattone. Adesso si è accomodato in panchina Leonardo, intanto buon il lavoro, poi sbaglia il tocco, la rulletta e il rilancio in avanti, facile preda della difesa avversaria che fa passare il pallone, poi non riprende Mazzola, non riprende quando la palla è già terminata oltre la linea di fondo. Macaluso con la punta, la calcia al 5 per l'anticipo di Maino su Adelphi, tutto regolare, poi l'attacco di capitano, si scorda il centrocampo e allontana Aloisio, vede l'inserimento dei compagni, poi colla Ressagnello, allontana come può, salta Cernigliaro, poi anche Ignoffo lo spinge un po' con il corpo, va giù Cernigliaro, ma tutto regolare, si continua per il direttore di gara, bene così, poi gara molto maschio, sta facendo comunque giocare il direttore di gara, poi evitato Barbuscia, allontana ancora una volta Ignoffo, salta Barbuscia, poi accusa un colpo, che lo dica, poi in conclusione giornata di sole in realtà oggi qui a Palermo, ma che in realtà sta
venendo rovinata da un vento veramente che mette in difficoltà un po' tutti. Anche noi con l'audio probabilmente il vento farà sentire anche di meno in realtà, con un suono che ovviamente disturbato, ma chiaramente questi sono problemi tecnici che il vento un po' causa. Che detto svirgola del Bosco, poi viene inseguita la palla da Marchese e poi fa un po' responsabile guarda Aloisio, che in realtà dal primo tempo ha indietreggiato un po' la sua giocazione, cioè un po' più offensiva. Adesso maggiormente in fase di copertura difensiva. Nel frattempo si porta la rimessa, Marchese la controlla, viene ancora una volta infastidito da Aloisio. Ripeto, dal punto di vista difensivo non sta giocando una brutta gara, anzi. Adelfio qui alza un po' troppo la gamba, Interiore infatti chiama il fallo, calcio di punizione per il team calcio che si appresta a battere con Capitan Marino, che lascia però lì il possesso a Cottone, che andrà probabilmente lungo. A lungo Ferrera allunga del Bosco, qui una buona giocata per il neoentrato Fallo, non riesce ad agganciare questa palla, complice anche comunque la solita copertura di Gnoff che oggi è veramente impeccabile. 8 minuti di gioco sono passati in questo secondo tempo, ricordiamo 2 tempi da 45 minuti. Poi calcia Patrizio, non trova la porta, ma condizione ancora precaria dal punto di vista chiaramente della coordinazione, perché ci ha provato, però effettivamente è molto difficile trovare la porta. Macaluso, palla per Ignoff, sbagliata. Macaluso con la destra, Marchese la controlla, Adelfio viene chiamato in casa. Ora qui la chiusura da parte di Patrizio, numero 10. Manca l'altro numero 10 che è Living, però lasciato il campo. Adelfio, Arena, poi la mette giù Ferrera, poi sbaglia. Ottimo qui la giocata da parte di Gnoff. Chiedo scusa in precedenza, si trattava di Mauro sulla fascia destra chiaramente, non di Gnoff, lo gioco sulla fascia sinistra, notoriamente il cognome sbagliato e assume la copertura in precedenza. Leonardi allontana la palla del Bosco, la sponda tentata da parte del giocatore, poi viene fermato, poi prova di partire in contropiede ma lotta, c'è la che Zappavigna fa sentire la sua presenza, infatti commette fallo, calcio di punizione sul punto di battuta. Al momento c'è Aloisio, chiama la distanza, chiamano 3 uomini in barriera direttamente dalla voce di Mazzola, che ricordiamo primo tempo anche da parole importanti. Guarda la porta attentamente, c'è Marino ma soprattutto Aloisio che sembra avere una posa abbastanza conosciuta. Aloisio, battuta lunga, un po' troppo. Anche Marino sta dicendo qualcosa al compagno, forse un consiglio da capitano. Si ascoltano sempre chiaramente. Mazzola si riparte dal portierone della Vis che guadagna anche qualche secondo, infatti il team calcio non ci sta. Arena sfiegola qui la palla, furisce Patrizio, alza la palla Aloisio, poi colpo di testa di Agnello ancora una volta verso Ignoff che si impegna per tenere la palla in campo, non ci riesce. Palla evidentemente anche velocizzata dall'intervento del vento, che ormai è praticamente parte integrante della partita. Si andrà con le mani, si cerca in mezzo Cordaro, poi la tocca Agnello, palla rimane ancora lì e calcia Aloisio, non trova nuovamente la porta, ma ci ha provato nuovamente il numero 7, sempre con condizioni di coordinazione abbastanza precarie, palle molto
Aloisio con la testa, mette giù, poi casca Cordaro, allontana Marsala, entrato in realtà Arena, dato il controllo, poi si allontana Favaro, cerca gente di compagni, Agnello con la testa, ma rimane ancora lì e Mazzola la blocca. Sto dicendo, quindi da quando è entrato il numero 14 Arena, Marsala da vertice basso si è spostato come mezzala, quindi un cambiamento tattico. Palla al centro, attraversa tutti, l'aggaggio, calcia a Cordaro e Macaloso si immola. Questo è un miracolo assoluto da parte del capitano, fa capire perché effettivamente indossa questa fascia. Si è immolato con il suo corpo. Adelfio intanto allunga la palla verso Marchese, può attaccare la porta per la scivolata di Marino. Cross al centro per Adelfio, la controlla con la coscia addirittura e Marino allontana, lascia la palla a Del Bosco. Il dribbling rischioso di Patrizio, palla che passa Patrizio, Arena. In realtà si cambia un po' la posizione, si interscambia con Marsala, perché adesso sembrerebbe essere Marsala. Con le mani ci crea i colpi di testa. Guarda, se non arriva. Mazzola ringrazia. Agnello, rilancio, poi di testa Ferrera, ancora una volta vede Cordaro di testa, la parata ancora una volta da parte di Mazzola, che scusa, era Favaro di testa, colpito tentando forse un pallonetto con la testa, molto complicato, ma forse da lì con anche l'intervento di Mauro era abbastanza difficile controllare quel pallone oppure colpirlo meglio con la testa. Sbaglia la palla di ritorno, Adelfio capisce tutto, si autolancia e poi la scivolata di Ferrera. Questo match tra numeri 9. Patrizio, palla ancora a centrocampo, facile preda di Zappaviglia, che si appoggia per l'anticipo di Favaro, ottimo, però sbaglia perché si fa saltare da Mauro. Marchese, palla al centro per Adelfio, palla che attraversa tutta l'area di rigore, viene controllata da Leonardi che cerca Adelfio, palla di ritorno, ancora Leonardi, poi viene anticipato da Marino che mette una pezza, palla che però ancora una volta rimane sempre lì, viene allontanata da questa ospite, ma la palla poi rimane sempre lì in realtà. Minuto 15 di gioco. Patrizio allunga la palla, ma non crede nella giocata a Cerniaro, che infatti non è partito. Allora probabilmente la palla nei piedi, ma non l'ha capito. Lancio in avanti con Marino, poi la controlla in realtà c'è stato un errore, perché Spina in realtà non è uscito dal campo, perché si è posizionato in difesa, quindi praticamente da cartellino giallo per Adelfio. Quindi Spina in realtà non ha mai lasciato il campo, si è posizionato semplicemente nella fascia opposta, quindi a destra, ma lui che giocava comunque in avanti, stava giocando in posizioni offensive, adesso si è spostato in difesa. Infatti non vedendolo avanti è sembrato semplicemente nel campo, ma in realtà si è posizionato dietro, quindi un cambio piuttosto offensivo, devo anche dire, ma che comunque sta dando i suoi frutti, perché comunque il team calcio sta attaccando, sta giocando anche bene, ma non trova in realtà il gol che probabilmente meriterebbe, viste anche le occasioni avute con le ottime parate del solito Mazzola, che è stato impeccabile nel primo tempo, poco chiamato in casa nel secondo, o meglio chiamato in casa ma soltanto in parte, perché
minuti sono comunque terminati fuori, ma col portiere sempre pronto ad intervenire. Intanto calcio di punizione con capitano Marino sul punto di battuta. Sono molti uomini all'interno dell'area di rigore. Guarda i compagni al centro Marino, vuole pescarli. Partita velenosa, poi lo scontro. La palla che è terminata fuori, ma c'è stato uno scontro tra Mazzola e Patrizio. Ma questa era una palla molto bella da parte di Marino, che forse stava dicendo esattamente questo al compagno Aloisio, che in precedenza aveva battuto la punizione, che invece aveva cercato una conclusione piuttosto alta, cioè un lancio quasi, ma Marino invece ha fatto qualcosa di diverso, perché ha messo una palla tagliente per andare quasi ad infilare con un colpo la difesa avversaria. Ha messo una palla infatti perfetta, con Patrizio che si è avventato su questa conclusione, ma poi un pizzico di sfortuna, poi anche la bravura chiaramente del portiere che ha coperto i pali, gli ha negato il gol, ma Team Calcio che va vicinissimo al gol del 3-1. Messa a tre la pallone di Truelfito anche fuori. Minuto 18 di gioco, ci crede comunque il Team Calcio che non sta giocando una brutta partita. Macaluso con la testa, senza badare allo stile, palla che stava terminando nuovamente fuori. Messa con le mani, dunque, con Don Bosco che ha battuto, poi si è concretizzato niente, con nulla di fatto per il Team Calcio, e si riparte con i piedi di Mazzola che guarda i compagni accanto e forse che allontana. Mazzola in gol, non trova e cerca di mettere i compagni, non trova, poi Leonardi va a toccare la porta, c'è Marino che lo fronteggia, tocca anche la palla, ottimo che la difesa, poi mette una pezza del Bosco. Ottima chiusura, anche qui buona la guardia del capitano Marino, che ha fronteggiato fino all'ultimo e infatti intercettato questa palla molto interessante cercata da Leonardi, che è un po' in ombra in realtà rispetto al primo tempo, ha bisogno probabilmente della palla per Champs, giocatore con la maglia numero 7, quella che hanno tanti campioni, palla irraggiungibile per Favaro, che comunque al secondo tempo, da quando è entrato, ha dato quel pizzico di pepe in più su quella fascia, tentando delle giocate, cercando soprattutto dei movimenti senza palla che molte volte non vengono visti, ma che chiaramente per chi guarda la partita nota i suoi inserimenti, però non sempre servivano. Marchese la controlla, lei fit, ottima centralmente Marchese, in mezzo a tre, poi viene spinto, intervento irregolare di Ferrera. Calcio di punizione, ma grande giocata di Marchese, anche lui come Leonardo in realtà non si sta vedendo tanto il calcio, sta comunque cercando di fare la partita, di canto la vis stare più indietro, quindi iniziare con giocata non riesce a controllare la palla, cercata da Agnello, comunque complicata da mettere giù, complice nuovamente, lo ripetiamo, il vento. Del Bosco allontana, sbagliato questa volta il rilancio del difensore, con una panchina che non sembra contentissima di questa scelta, forse avrebbe preferito magari giocare questa palla anche forse col portiere, anche qui giocare con questo tempo, questo vento, insomma anche un semplice passaggio verso il portiere potrebbe tramutarsi comunque in qualcosa di complicato, qualcosa di difficile da controllare. Infatti bisogna veramente stare attenti. Si ritorna tra le mani di Cottone, che nulla ha potuto nei 3 gol subiti, forse un po' nel primo per una uscita non ottimale.
grande giocata di Adelphio che ha fatto 2 assist e un gol, insomma una partita piuttosto importante per lui. Il primo assist non è stato in realtà forse tanto voluto, tanto cercato, è stata una palla praticamente gettata in aria dove poi Leonardi ci ha creduto molto per segnare, ma secondo invece è soltanto pura tecnica perché ha visto l'inserimento del 3-0 da parte di Levi, lui che alza la testa col mancino, il proprio compagno lo serve e il gol è arrivato, quello del 3-0. Nel frattempo, per chi si fosse intesa di questo istante, è venuto 23 di gioco, il risultato rimane di 3-0. Pall'alta, Marchese, grande controllo, poi Zappaviglia, scherò benissimo la pressione, ma Del Bosco esce bene in anticipo, infatti dà fastidio ai suoi avversari, mettendo nuovamente palla in rimessa laterale. Mauro con le mani, si fa vedere Zappaviglia, non lo serve, cerca invece Adelphio, Del Bosco salta però con il braccio scomposto, salta come calcio di punizione, si infura anche Ferrero, dice qualcosa, prima Del Bosco dice come si fallo, Adelphio invece si tocca la testa, ovviamente ci auguriamo nulla di grave per il gigante numero 9 che abbiamo già lodato in precedenza con un gol e 2 assist, insomma partita che probabilmente non si dimenticherà facile. Agnello sbaglia qui la conclusione col petto, controlla il tiro di calcio e poi allontana la palla, Arena la controlla, poi col tacco sbaglia tutto, però può ripartire Barbuscia che è veloce ma viene fermato da praticamente una cerniera di maglie rosse che gli dà fastidio, poi sbaglia il dribbling ignoffo. Agnello lontano, Patrizio controlla, calcia verso la porta, Zappaviglia preso nella zona lombare, sarà dunque calcio d'angolo, si muovono diversi uomini in panchina, sarà il tempo anche per sarà calcio d'angolo, battuta corta, poi lontana Arena, poi l'anticipo da parte di Cordaro che però non riesce a tenere la palla in campo, sarà rimessa laterale con le mani, quindi per Ignoffo c'è dietro Agnello ma lui va in avanti per Adelphio, anticipato da Spina, Cordaro, Aloisio, Cordaro con l'esterno si appoggia, Ferrera viene fermato ancora una volta da Marsala, anche lui un po' in opera nel secondo tempo, ma Corbice un primo tempo invece è stato protagonista assoluto, anche lui con i compagni, una grandissima prestazione, poi non è facile ripetere il secondo tempo così come nel primo, ma nel secondo per quanto riguarda la Vis Palermo sono stati in cattedra soprattutto i difensori con Macaluso e Agnello che comunque stanno cercando di coprire un po' tutto, lì dove non arrivano loro c'è comunque Mazzola, insomma una fase difensiva al momento perfetta di una squadra che ha subito 26 gol e che al momento è la 8ª migliore difesa, insomma stati sempre importanti, ha subito forse qualche gol di troppo, ma oggi sembrerebbe essere un bunker, ma adesso calcio di punizione, c'è qualche scaramuccia in realtà all'interno dell'area di rigore, mentre si muove all'interno di essa, dice qualcosa a Del Bosco, c'è ancora Marino che da quella distanza aveva messo una palla al centro molto velenosa che stava per fare il portiere, la rifà ancora, palla tagliata per Patrizio che non è arrivato, questa volta non come in precedenza, una palla che è rimbalzata davanti al portiere, questa volta non è stata così, ma comunque il giro era anche simile. 27 di gioco, sventagliata di Agnello, palla alta per Marchese con la testa Aloisio, poi Zappaviglia, un po' con l'intervento Macaluso, poi allontana Marsala, anche lui favorisce però Barbuscia e poi la rovesciata difensiva della difesa, ma è fuori gioco per il direttore di gara che qui alza il braccio, dice che il gioco è fermo,
Si riparte dunque con un calcio di punizione per la Vis Palermo con Agnello, che va come sempre molto lungo, poi viene frenata però dal vento. Aloisi con la testa, Favarone riesce bene, poi sbaglia il tocco. Ferreira, grande giocata qui, che si ferma con la suola, quasi come se giocasse a futsal, poi sbaglia il passaggio. Si riparte con le mani Mauro, vede i compagni, c'è Marchese, ma cerca come sempre Adelfio. Aloisio in anticipo, Marchese la mette giù Patrizio, lotta contro Adelfio che recupera l'ennesimo pallone nella sua partita, poi Marsala allunga il campo per cercare Leonardi, ma palla troppo profonda questa volta. Facile preda di Spina che batte poi con le mani velocemente, vede i compagni, poi a chiusura, ottima. Giardigliano, l'aggancio qui buono da parte del numero 5. Leonardi si appoggia, Marsala allontana la palla, si gioca probabilmente anche un po' con il cronometro, rilancio in avanti e Mazzola blocca. Chiamando la palla, Agnello infatti si è spostato completamente, consentendo al portiere di bloccare con estrema tranquillità. Guadagna ancora la palla, fare velocizzare il portiere che ogni volta che la palla qualche secondo in più lo guadagna, ma questo è anche un pizzico di esperienza da parte del portiere. Esce Agnello, la controlla qui Cordaro, che infatti guadagna il calcio d'angolo. C'è Aloisio, battuta corta, questo è il centro, colpo di testa, sbuca, poi una maglia blu, ma viene allontanata la palla con la volta da Adelfio, adesso Marchese può toccare la porta, non contravede, salta che Marchese ancora lancia la palla, si compone che l'aggancia, poi Leonardi lo risfida ancora una volta, e questa volta la Vis Palermo non è stata cinica come nel primo tempo, dove ha trovato il gol, anzi i gol 3. Qui il vento, dopo chiaramente il suo contributo chiaramente negativo alla squadra di casa, questo dico il pallone è giocato da due giocate da Leonardi e Marchese, attenzione insistita, cambi per il calcio in mezzo di Pirrone. Mamma contro Aloisio, palla che rimane lì, poi la scorta fuori, sarà rimessa al laterale ancora da zona offensiva per la formazione di casa che vuole chiudere il match. Adelfio, grande la giocata, Adelfio ancora con i piedi, poi esce benissimo Cottone, può ripartire Marino, il capitano vuole prendersi lui la responsabilità di partire. Palla scaricata sul 10 Patrizio, poi palla campanile, Marbuccia mette giù, Cordone anticipato, poi Arena sbaglia con il passaggio, poi falcia completamente, chiede subito scusa, sa di aver commesso fallo, va anche dal 5 a chiedere scusa. Di Arena non sa di aver commesso fallo, perché infatti fa chiedere immediatamente scusa. Sono saltato praticamente secco, poi ha commesso fallo, ma tutta corta, forse uno schema, quindi allontana Leonardi, poi l'ultimo tocco Arena va a prendersi la palla ma non è d'accordo Cordone, infatti il calcio manca lo stesso, allontana, poi la controlla Marsala, difende la sfera ma allontana ormai la Vis Palermo sta giocando praticamente così, una campagna difensiva, poi il pallone fa un giro impressionante con Agnello che ha allontanato la palla verso la porta del team calcio, ma che in realtà ha preso tutt'altra direzione, finendo rimessa a terra per il team calcio, che adesso può sfruttare questa buona occasione. Anticipo Marchese, sempre molto tecnico, Adelfio può partire, viene fermato da Patrizio, poi allontana Marino, ecco su un colpo da Arena, calcio di punizione, fallo su Ferreira, se ancora punizione Marino fa sistemare la palla, probabilmente da lì calcerà perché
distanza effettivamente può indicare una soluzione così. C'è anche Del Bosco sul punto di battuta, ma sembrerebbe essere più un supporto così per Marino, perché probabilmente andrà verso la porta o magari cercherà uno schema. E invece va proprio Del Bosco, conclusione, gira, ma non basta. Del Bosco voleva smentirci perché ho detto così, che così sicuramente avrebbe calciato Marino. Sì, non è stato tanto il cambio con fuori Marchese, l'ingresso con la maglia numero 16 parte di Giaccone, apposta da parte dei suoi compagni. Purtroppo giocando la partita non ha trovato il gol, non ha trovato l'assist, ma comunque è sempre riuscito a dare fastidio alla difesa avversaria con le sue incursioni tecniche, molti scambi con Adelfio, anche con Leonardi in realtà dall'altra parte, ma un incidente molto interessante. La Vis Palermo, intanto Giaccone si posizionerà al posto proprio del compagno uscito, intanto a terra due giocatori, con Arena che è sempre protagonista di questi contrasti. Poi intanto l'inserimento in fuorigioco oltre la linea, la difesa delle dirette da Giaccone, tutto lo scontro in mezzo Barbuccia. L'inserimento di Favaro, però complicata, ancora una volta difficile controllare questi palloni, si provano molto spesso, facile preda della difesa. Mazzola con le mani cercando Agnello, probabilmente lascerà il possesso, non so, Agnello. Del Bosco in anticipo, ottimo l'intervento da parte di Giacomo, appena entrato, che può cercare la porta. C'è al centro Leonardi, vediamo se lo serve, cerca il cross, viene murato da Marino, poi Aloisio, Del Bosco, Patrizio, escono benissimo, dagli applausi il team calcio. Anticipo due volte, poi ancora una volta, quasi come se fosse un difensore in realtà, Adelfio. Un ottimo intervento, si può dire insomma che sia un giocatore che si fossilizzi sul suo ruolo, ovvero quello di punta centrale, quello davvero numero 9, perché lui effettivamente è un numero 9, ha la stazza da numero 9, ma in realtà torna anche dietro, recupera palloni, ma fa anche assist, perché ricordiamo per lui un gol e 2 assist oggi. Insomma, una partita che rilancio di visto da parte di Mazzola, che sembra sconsolato, se la prende un po', sicuramente non con se stesso, con noi, allontana la palla a Mauro. Colpo di testa, poi Macaluso, ma è fuori gioco. Qui ha rischiato parecchio Macaluso perché ha calciato l'avversario, mi sono salvato la posizione di fuori gioco. Poi ovviamente la decisione aspettava il direttore di gara, ma sembrava avesse toccato il suo avversario, infatti lì mancano 10 minuti alla fine del match. Intanto i cambi con l'uscita dal campo di Adelfio, succede la sua uscita, il numero 9 lascia il campo, l'entrare in campo sarà terzo, poi di Giorgio, chiedo scusa, De Luca è terzo, con Leonardo e Adelfio che lasciano il campo. Insomma, due che un approccio bellissimo tra Leonardo e le proprie tecniche, cambia tutto l'attacco. Dunque la Vis Palermo, che in precedenza ha levato dal campo Marchese, ora invece leva gli altri due, Adelfio e Leonardo. Facciamo certo un altro cambio per il team calcio, perché è entrato La Rosa con la maglia numero 18. Agnello torna a del calcio di punizione.
La palla termina praticamente questa postazione. Sono già diversi palloni terminati fuori dal campo, complice anche, ripeto, un vento incessante fin dal primo minuto di gioco che ci sta tenendo sicuramente compagnia, ma non farà chiaramente piacere né ai nostri spettatori che stanno sentendo la nostra diretta, ma anche chiaramente ai ragazzi in campo. Qui Mazzola che dice qualcosa a Barbuccia, che effettivamente ha colpito. Rilancio questa volta ottimo, lo scontro con Marino, palla in avanti, ma Caruso non lo vuole fare girare, Corda non lascia la palla lì, poi la tocca e ancora Mazzola, perfetto oggi, non sta vedendo nulla sul pallone tentato da Favaro, poi il lancio ancora in avanti del portiere Patrizio. Aloisio attacca la porta, vede se mettono i compagni, cerca infatti il numero 18 da Rosa, che infatti si prende un calcio, quindi calcio di punizione, il primo pallone toccato per il numero 18 e subito un calcio di punizione conquistato. Questa volta Ferrera sembrerebbe volere andare lui. Telecamera, insomma, condizioni incredibili oggi il campo del Tommaso Natale. Questa partita interessante, questa partita in calcio 3-0 il risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante, minuto 39 di gioco, calcio verso la porta, la blocca, guadagna come sempre qualche secondo in più Mazzola, che sicuramente Palermo sta riuscendo a mantenere la porta inviolata. Grande merito proprio del portiere, anche della difesa normalmente, ma due parate nel primo tempo molto importanti su Cernigliaro e su Spina. Poi l'intervento di Marino molto scomposto, gamba altissima, vediamo il cartellino giallo per il capitano, ha preso l'attaccante, tutti messo intorno al giocatore appena entrato, si tratta di De Luca. Bruttissima entrata di Marino, che era in netto ritardo, ha preso infatti il suo avversario. Speriamo chiaramente nulla di grave per il neoentrato De Luca. Adesso c'è una piccola pausa, i giocatori stanno dissetando, ed è infatti Macaluso che va a sincerarsi delle condizioni, davvero condottiero, davvero capitano del proprio numero 15. Sarà calcio di punizione e Agnello prende questa palla, probabilmente che cercherà la porta, perché l'abbiamo visto molte volte lanciare proprio dalla difesa, quindi un giocatore che riesce a trovare delle distanze abbastanza importanti potrebbe farlo anche verso la porta, seppur chiaramente la distanza sia molto proibitiva. Minuto 40 di gioco, risultato però di 3-0, potrebbe anche permettere questo tipo di conclusioni, di cambi con De Giorgi, Costa entrare in campo. Lascia il campo Marsala, uno dei migliori, sicuramente un primo tempo da assoluto protagonista, poi un secondo tempo dove è calato, ma credo anche dal punto di vista fisiologico sia normale, perché nei 90 minuti a quei ritmi, come nel primo tempo, era veramente complicato per chiunque. Sarà dunque calcio di punizione con posizione di Giorgi come terzino destro. Infatti cerca la porta, l'avevamo annunciato, perché un giocatore che riesce a trovare distanze abbastanza proibitive, ha cercato la porta, non l'ha trovata, complice chiaramente anche la stanchezza. Aloisio, pressione alta, Cottone, Barbuscia, poi Agnello, deviazione anche del vento, rimessa laterale, colpisce la porta di allenamento. Patrizio alza la testa, c'è i compagni, ma Caruso con la testa non rischia nulla, mette palla in calcio d'angolo ed è ancora azione il calcio.
calcio che vuole trovare quantomeno forse un gol per rendere chiaramente meno amaro il risultato, seppur lo sia calcio d'angolo, battuta alta, colpo di testa e ancora Mazzola. Cosa ha preso Mazzola? Forse sulla linea, poi Macaluso può dare il 5 al proprio compagno che ha fatto un miracolo assoluto sul colpo di testa e mischia. Ancora una volta palla che passa e ancora Mazzola. Se no calcio di punizione. Ha indicato questo calcio di rigore invece è stato ha indicato il passo, se non capiva però da questa distanza se avesse indicato il dischetto o meno, è stato nemmeno il braccio, quindi era calcio di rigore. E dagli 11 metri adesso vediamo di chi si tratta. Chi sfiderà Mazzola che al momento è stato invincibile. Va con la 7 Aloisio che sfida il portiere, la palla si muove come sempre. Canovaccio di tutta la partita sfida Mazzola che al momento, ricordiamo, è stato perfetto, le ha prese praticamente tutte. Adesso dagli 11 metri Aloisio, calcia Aloisio e sbaglia perché calcia troppo in alto, mantiene la porta inviolata, mantiene clean sheet ancora una volta. Mazzola che questa volta non mette le mani ma l'ha messe più volte in diverse parate, almeno 3 provvidenziali. Agnello, ennesimo lancio da parte del 6 che questa volta non finisce fuori dal campo ma finisce fuori comunque dalla linea di gioco. Rimessa laterale. Sta lunga di Del Bosco, colpo di testa, la palla rimane sempre lì, favorisce l'intervento e poi mette una pezza ignobile. Calcio d'angolo con l'ennesimo pallone che viene gettato fuori dal campo. Insomma, tanti palloni di gioco oggi che hanno trovato i loro rimbalzi, poi quel brutto gesto che chiama a sé anche la palla. Il cartellino giallo per 2 giocatori, però la distanza non ci suggerisce che sta monito, cerchiamo di capirlo adesso. Intanto calcio d'angolo, solita mischia all'interno dell'area di rigore con il corner, battuta lunga, troppo lunga ma si ribatte. Patrizio non vuole mollare, infatti va subito a prendersi la palla, vuole battere questo calcio d'angolo. C'è Marino che parla con le dita di gara, forse relativamente alla munizione precedente. Si scoppia il 45esimo, che veramente pochissimo. Tutto al centro. Con Mazzola che si lascia ad un urlo liberatorio. Tanto il tempo di recupero ma non si è sentito molto bene. Agnello, Luca va in profondità, giocante di prestigio, parte di terzo, però viene fermato. Si gioca veramente con i secondi, manca soltanto il tipice fischio per terminare il match, che al momento sorride alla Vis Palermo. Intanto per Giaccone, buona, calcia Giaccone, non trova la porta ma era posizione regolare. Qui una grande palla di Zappavigno che aveva visto l'inserimento del compagno, se potesse in realtà oltre la difesa, ma il te di gara invece ha fatto continuare, quindi non era in posizione irregolare. Qui il numero 16 che era scritto molto bene, poi ha calciato con l'interno ma non ha tutto il giro giusto. Del Bosco la controlla, la Rosa la controlla, la Rosa viene fermato dall'ottimo recupero, poi la controlla la Vis Palermo che poi spreca il possesso. In realtà è entrato niente
da fare, poi la palla termina fuori, ma sta giocando, ripeto, soltanto con il cronometro adesso. Sono in 3-0, 47 nel secondo tempo, insomma, siamo andati ben oltre, 92esimo. L'anticipo qui, molto sicuro. Poi Cordaro, Favarò, provano a duettare i due ma non riescono. De Giorgi, la scivolata di Del Bosco, dice comunque passare la palla per lontano Marino col mancino quasi a cercare infatti i compagni che li trova. La giocata di Favarò, ma che ode Agnello, grande partita di Esercita che poi si becca una brutta scivolata da dietro. Zappavigna, le finte di Arena che lotta, poi adesso partita ancora più maschera quanto già non lo sia stata. Marino col sinistro cerca di trovare la porta, ma Caruso con il petto e palla che termina ancora una volta fuori dal campo. Tanti palloni possono essere ripresi, deve essere anche una brutta perdita questa. Si riparte con il corner, palla al centro, sul primo palo nuovamente, cercando forse di fregare Mazzola che non si aspetta una battuta corta sul primo. Minuto 49, sono già 4 minuti di recupero. Agnello, si riparte con le mani, la controlla Ferre, sbaglia il controllo, può ripartire la Vis Palermo, palla però termina fuori con il terzo che ha provato una giocata molto tecnica, c'era anche riuscito in realtà, ma palla poi che viene controllata male. Zappavigna viene saltato, c'è ancora tempo per l'ultimazione. Qui Patrizio, poco rischioso, infatti fa un grande lavoro qui della Vis Palermo che però partita da solo, autolanciarsi, poi fa praticamente sportellate con tutti, perde anche il controllo, casca giù, ma grande grinta per entrato, poi ancora una volta Agnello, che partita, trova i compagni, poi scivola, non riesce comunque a tenere il possesso, lontano Marino, palla alta per Mazzola che si fa superare dal pallone, la porta comunque lontano. Insomma, non è un problema. Siamo ben oltre adesso, 5 minuti già di gioco giocati. Zappavigna, grande tecnica proprio. Tutta la sfera, Patrizio, Aloisio vede l'imbucata, magari 6 minuti, stiamo guardando infatti il cronometro, stiamo raggiungendo infatti il sesto minuto di recupero, non so se c'è ancora tempo per giocare. Senza la palla, la conclusione di Ferrera, facile preda di Mazzola che si accovaccia su se stesso, blocca la palla. Io se con questo rilancio finirà anche il match, sembra voler far continuare ancora Mazzola. Palla che rimbalza Aloisio, trova l'inseguimento dei compagni, poi lotta la rosa, ma viene fermato da De Giorgi che è stato molto bene in realtà in questa ultima frazione di gioco. Zappavigna ha cercato con sinistro l'inserimento, poi intervento falloso, calcio di punizione. La rosa, poi allontana con le grandi grinta. Speriamo che sta difendendo il risultato, non vuole nemmeno prendere un gol. E con questa azione termina la partita, finisce qui, vince 3-0 la Vis Palermo.
dunque sarà a quota 17 punti, ne ha totalizzati 7 su 14 precedentemente, adesso sono 10 in casa su 17 punti, insomma squadra che dentro in casa ma veramente tanta paura, invece rimane giù il team calcio, comunque rimane per il gioco comunque una grande partita. Io vi ringrazio per l'attenzione, qui da Marco Genduso di Sport Easy è tutto, alla prossima.